Bentornati all'Avvocato risponde da parte di Massimo Leonardi, oggi conduttore insieme all'avvocato Federica Vianello. Ciao a tutti, buonasera. È l'esordio di Federica, che ovviamente conosco molto bene perché collabora con noi, e quindi Fede, oggi c'è il tuo esordio alla C'è il mio radio, esordio, quindi speriamo bene, dai. speriamo bene, andrà benissimo, ne sono certo, e ci divertiremo credo tanto. Intanto ne voglio approfittare per darvi i numeri per poter intervenire in diretta nella trasmissione. Il numero è quello fisso 02 92 94 7222 e poi c'è il numero WhatsApp, potete inviarci anche i messaggi via WhatsApp 340 670 96 59. Poi siamo anche in diretta su TikTok, che abbiamo fatto l'altra volta la prova ed è andata molto bene. Aggiungeteci anche sui nostri canali social, Instagram, il mio Massimo Leonardi Real, se volete potete aggiungerci per scriverci anche lì e interagite e siamo operativi appunto dal punto di vista anche dei social. Bene, allora queste sono le introduzioni. Adesso passiamo all'argomento del giorno di questa puntata, che abbiamo scelto di dedicare a un argomento che noi riteniamo un po' l'argomento non del giorno, però è l'argomento che credo che desta sia curiosità sia interesse, perché è un momento che ci vede un pochettino anche oggetto di tante notizie di cronaca che rimbalzano, matrimoni che purtroppo finiscono, storie che terminano e la gente magari sente parlare di determinati termini quali addebito della separazione in caso di divorzio, magari hanno dei figli e non sanno come gestire il discorso del mantenimento degli stessi. E allora io partirei con Federica, diciamo così, introducendo un po' quella che è la novità e che ha visto, diciamo che è stata introdotta nel 2023, fine 2023, inizio 2024, sulla possibilità di effettuare giudizialmente il divorzio insieme alla separazione. Questo è un po' quello che ti direi di introdurci. Ok. Allora, la riforma Cartabia, appunto, come dicevi Massimo, ha introdotto la possibilità sia in sede consensuale sia in sede giudiziale, con un unico atto, di introdurre sia la separazione che il divorzio. Ovviamente tra la separazione e il divorzio, in sede consensuale devono decorrere 6 mesi. 6 mesi. 6 mesi, sì. Quindi prima si farà tutto l'iter. Prima non era così, giusto Fede? Prima non era così. Non era così. Prima dovevi procedere prima con la separazione. Prima con la separazione. Una volta ottenuto il procedimento di separazione, si potevano aspettare 6 mesi, parlo sempre di consensuale, Okay. e a quel punto si introduceva un secondo giudizio con cui si chiedeva poi anche il divorzio. Perfetto. Invece adesso, molto importante, pro e contro, diciamo. Ecco, diciamo i pro e i contro, così siamo pratici, così come piace a noi. Sì. Allora, i pro sono ovviamente in sede di consensuale, se i coniugi sono d'accordo, sia per quanto riguarda l'immobile, sia per quanto riguarda i figli, il mantenimento, magari i figli sono piccoli, quindi le esigenze dei figli per qualche anno rimangono le stesse, può essere utile fare un unico atto perché appunto una questione di tempi, perché i tempi si riducono, perché una volta che termina il procedimento di separazione il giudice fissa direttamente l'udienza per il divorzio. Certo. Quindi decorsi 6 mesi in automatico viene fissata l'udienza per il divorzio, vengono mantenute le stesse condizioni indicate nel ricorso per la separazione e quindi il giudice procede, diciamo, in autonomia. In autonomia. Sì, i contro quali possono essere? Che nel corso di questi mesi magari i rapporti tra i coniugi cambiano e quindi uno dei due non è più d'accordo su quelle che erano le condizioni che erano state pattuite in sede di divorzio, e allora a quel punto, per carità, non c'è l'obbligo. Non c'è l'obbligo. No, perché Ecco, scusa Federica, mi hai colto subito, è entrata nel segno perché ti volevo fare una domanda. Quindi quell'accordo perché tutti a volte hanno paura e dicono: ma se poi cambio idea e dopo la separazione voglio tornare indietro? Allora, se si fa la separazione senza il divorzio, ovviamente tutte le condizioni di separazione sono modificate. Brava, esatto. Quindi si può fare un ricorso. Il famoso accordo si può modificare. Assolutamente. Ecco, questo è importante. Quello è importantissimo perché ovviamente ci sono dei motivi per chiedere una modifica degli accordi di separazione. Però nel caso che uno decida, immagino che ce li abbia, no? Magari una rapacificazione. Ora una rapacificazione, quindi le persone decidono di tornare insieme, oppure anche un peggioramento della situazione economica di uno dei due coniugi, normalmente quello che versa l'assegno di mantenimento, perché è possibile che magari perda il lavoro piuttosto che abbia una riduzione dello stipendio, oppure delle spese che aumentano, perché ovviamente chi va via di casa è evidente, ha molte più spese, perché comunque deve prendere una nuova casa, deve mantenere il figlio, magari deve mantenere il figlio, poi dipende. Ecco, in generale, diciamolo, sul discorso casa, ecco, vale il principio secondo il quale chi abbandona la casa ovviamente ha
solitamente un contributo, maggiore di mantenimento, Sì. però proporzionato anche alla condizione economica Beh poi. certo, assolutamente, se proporzionato al reddito e bisogna tenere conto anche delle spese, come dicevamo, che va ad affrontare, Certo, perché ovviamente avrà le spese di una nuova casa, il vitto, alloggio, insomma tutte le certo, spese che certo. però è tenuto comunque, soprattutto se cioè anche se la casa è di proprietà, perché capita molto spesso che la casa sia in comproprietà dei coniugi, Capita, vero. Al uno dei du al 50%. Facciamo un 50%. esempio, se al 50% mettiamo allora va via, spesso va via lui, Il no, padre, il sì, padre, perché magari normalmente va c'è la via il pa prole, sì. la mamma sta con la prole e la mamma magari ha un lavoro con uno stipendio inferiore al padre. Se come regola cosa Allora, si può dire agli utenti? normalmente bisogna che fare un distinguo se la casa è di proprietà e si sta ancora pagando il mutuo oppure Senza no. mutuo, facciamo un Allora, esempio senza senza mutuo, mutuo, che è molto più linearmente. semplice, allora normalmente chi rimane nella casa, quindi chi è assegnatario della casa, continua a pagare le utenze, perché ovviamente vive nell'immobile Certo, e quindi le utenze sono a carico suo, e le spese condominiali ordinarie, perfetto, perché ovviamente le spese ordinarie sono collegate a chi attualmente risiede nell'immobile. certo. Chi invece va via e quindi è costretto ad abbandonare l'immobile, è comunque tenuto a pagare le spese condominiali straordinarie, perché Okay, quelle sono legate alla proprietà. okay. Quindi nel caso in cui entrambi i coniugi siano proprietari, le spese condominiali straordinarie sono suddivise al 50% sia tra chi rimane e tra chi invece è costretto Perfetto, ad andare via. perfetto. Quindi normalmente funziona Ecco scusa così. torniamo un Salvo attimo accordi diversi, perché salvo facciamo accordi presente diversi. che ovviamente ciascun coniuge può decidere Certo, diversamente. perché infatti e lì è il punto nevralgico. Sulla consensuale sei tu padrone di te stesso, ovvero è il coniugi sono i coniugi che decidono come impostarla, giusto? Certo. Quindi fanno un Sì. accordo prima, come avviene la Allora, consensuale? normalmente quello che decide ovviamente di separarsi, perché Sì, è quasi sempre uno dei 2 che sì, prende la sì, decisione, lo comunica all'altro, sì, normalmente tramite appunto l'avvocato, sì, dove l'avvocato manda una lettera molto colloquiale sì. dove dice che si è rivolto a lui il coniuge, che intende procedere con la Ecco, qual è separazione la lettera consensuale. Federica che ecco, diciamolo, la prima lettera che La prima introduce come sì, è avviene? proprio una lettera molto 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 standard, tranquilla, sì, non molto si scrive tanto, no, giusto? dove si dice semplicemente che il coniuge la convivenza è diventata intollerabile, che comunque intende separarsi, ovviamente si rende sin da subito disponibile a separarsi bonariamente, quindi Bonariamente. chiede all'altro coniuge di prendere contatti con l'avvocato affinché si possa trovare un Si accordo. dà, Federica, di solito un termine per ecco, Allora, com'è il si discorso del dà termine? diciamo che si dà per non Per non tirare per troppo non per le troppo lunghe, tirare per le lunghe. però non è un termine No, perentorio, nel no, senso che normalmente sono dai 10 ai 15 giorni. certo. Certo che se passano 20 giorni, per Però carità, non anche, Federica, secondo te in un momento in cui perché noi adesso stiamo esaminando un po' il caso di scuola, ma se veramente ci fosse un problema anche di incolumità, perché poi spesso le persone magari decidono di separarsi, cioè la prima lettera ha ah beh magari certo. già quindi in quel caso bisogna essere forse un pochettino più No, ma in quel caso ci sono anche i presupposti per andar via di casa. ecco, Nel senso, esatto, se ecco attenzione, assolutamente sì, perché attenzione. se Eh, la convivenza è diventata talmente intollerabile da eh. non permettere ai coniugi di stare insieme, perché Certo. purtroppo ci sono situazioni molto Noi gravi, abbiamo detto quella un pochettino la separazione più diciamo standard, ma non è standard, dove così, va tutto spesse bene, no, volte. purtroppo non è così. Eh, E in quei casi ovviamente il famoso abbandono del tetto coniugale ecco, molto gettonato, metodo sì, gettonato, in quel caso comunque è concesso, è concesso. perché lì sono messi a rischio entrambi i coniugi, Mh-mh. perché comunque anche un litigio Mh-mh. che diventa molto Certo, violento, anche magari scaturisce, poi l'intervento delle magari c'è forze anche qualcuno che dell'ordine. beve un bicchiere in più, Certo, discorso è di molto alcol, facile comunque, quindi in quel quindi caso è forse consigliato consigliato, quindi andar via sarebbe ecco, prima. in quel caso avere già delle prove, nel senso che poi può essere che magari uno poi ti venga ad additare il fatto di aver abbandonato al tetto Ah coniugale, certo, quindi magari poter assolutamente già sì. dare una contestazione un pochettino Quello più di sicuro, più quello più di sicuro. Poi è anche possibile, è capitato purtroppo in casi pratici, che uno dei 2 abbia chiamato i carabinieri, ecco. quindi sono intervenuti i E lì abbiamo già carabinieri, il verbale, quindi c'è il verbale dei è più carabinieri. facile, più Se no facile. diciamo che anche una semplice mail dove Sì, si dice: "Vista la situazione, mi sono reso conto che che la convivenza è intollerabile, ritengo opportuno per il bene certo. di entrambi, scusate, Interrompere, interrompere la convivenza." Quindi certo. in quel caso ovviamente è concesso, non Quindi è che prima lettera Federica e quindi a quel punto, chi la riceve spesse volte nomina, il suo nomina il avvocato. suo avvocato. Okay. Tra l'altro io personalmente consiglio, anche Sì, in caso di separazioni consensuali, dove i coniugi sembrano andare d'accordissimo, è forse sì, sempre meglio sì. rivolgersi a 2 difensori. Perché ricordiamolo, si può anche avere un unico avvocato in caso di Sì, separazione in teoria si potrebbe consensuale, avere, giusto? ma anche in corso Sì, congiunto, si sì, potrebbe esatto. assolutamente Quindi avere un anche in questo caso però conta. ricapitolando, gli utenti che seguono, allora è possibile anche non avere l'avvocato Per la sconsigliato, separazione, sì.
può fare il metodo fai da te, che noi sconsigliamo sempre come primo errore macroscopico da fare, perché con tutto il rispetto noi siamo abituati a dire che ognuno fa il suo lavoro. Evidentemente siete essere le persone più brave, intelligenti del mondo, ma c'è il rischio di ricadere in un errore che potrebbe nuocere a tutti e 2. Certo. Fare una consensuale con 2 avvocati diversi, soluzione orientata come Sì, la migliore, sì. per le ragioni che hai detto, oppure scegliere lo medesimo avvocato. Qualora ci sia già un accordo pressoché univoco. Allora, diciamo Ecco, che il sì, problema cos'è? sì. Che finché va tutto bene, tutte le cose Certo, ovviamente brava, non ci brava. sono. Nel momento in cui i 2 coniugi, anche se l'accordo è concordato, quindi Certo. hanno un problema, se poi il problema non si risolve, l'avvocato che ha seguito tutte e 2 a quel punto non può più seguire nessuno. Ah, vedi, vedi, ecco, vedi, brava, Quello il brava. problema. Perché è in conflitto di È interessi. brava. E quindi ci Perché si brucia ovviamente la possibilità. prende la parte necessariamente Questo è molto dell'uno o interessante, dell'altro, molto, sì. molto interessante. E Questo quindi io capisco che un unico avvocato può essere conveniente anche in termini economici, perché stavo arrivando comunque lì, sì, stavo arrivando lì, stavo arrivando comunque lì. il problema Anche ovviamente in dei termini di giudizi speditezza magari della no, perché certo. magari c'è meno No, è molto più è veloce. Se molto più i veloce. coniugi arrivano con l'accordo, diciamo, già fatto, Sì, l'avvocato si sì. limita a redigerlo, a preparare la documentazione, a depositarla, quindi Ecco, ovviamente i tempi si però riducono. Fede c'è un ma, no, in tutto questo, faccio un po', diciamo così, il bastian contrario. Se però dentro in quell'accordo c'è un minore, cominciano già a esserci un po', cioè per esempio il giudice potrebbe o no Ah, certo. ecco Ah sì, diciamo, assolutamente ecco, sì. Quando c'è un qua minore, ovviamente l'accordo deve eh, fare l'interesse del minore. eccolo qua, eccola Quindi qua. se l'accordo prevede un mantenimento troppo basso, oppure prevede anche Certo, banalmente che uno dei 2 genitori non abbia il diritto di visita, perché certo, comunque anche in caso di separazione è fondamentale che entrambi i genitori, soprattutto il genitore non collocatario del non minore, collocatario, abbia la possibilità di vederlo. Quindi giusto, ci sono delle visite minime minime, che vengono indicate. certo. Ovviamente se le separazioni sono delle separazioni tutto sommato tranquille, eque, Eque, entrambi i genitori, cioè il genitore non collocatario può certo, vedere il minore certo, quando vuole. certo, certo. Se invece purtroppo c'è conflittualità tra i coniugi e le date indicate, diciamo, nel ricorso, nella sentenza di separazione, quelle Potrebbero sono essere oggetto di intervento prima da parte del assolutamente sì, giudice. perché se comunque non sono eque, comunque non rispettano l'interesse del minore, consideriamo che l'accordo, il ricorso viene mandato anche al pubblico ministero, Ecco, che deve brava, comunque dare il brava. suo Deve consenso. avvallarlo, Sì. deve avvallarlo. Se il pubblico ministero non lo dà o comunque se il giudice ritiene, può intervenire e Ecco, dire no. come Federica, come diamo un po' una sorta di, tempi sulla separazione consensuale su Milano, esprimiamoci su Milano che ne abbiamo Allora, fatte su parecchie. Milano diciamo che se va tutto Ecco, se va bene, tutto da bene. quando vai dall'avvocato a Ecco. quando ottieni un provvedimento passano all'incirca 6 mesi. Mh. Cons Ecco, scusa Fede, che c'era una domanda. sì, Su che base viene stabilito il mantenimento per il scusa ti interrompo, sì, sì, il figurati. mantenimento per il bambino? Ci arriva questa domanda, questa interessante da nostro utente in linea. Allora, fondamentale, prima di rispondere a una domanda di questo tipo, perché ovviamente come dicevamo prima ogni caso è soggettivo, è vedere i redditi di entrambi i genitori e poi ovviamente fare una considerazione anche su quelle che sono le spese Giusto, del minore. Quindi giusto. possiamo dire delle cifre Certo. ovviamente molto Molto indicativa, approssimative, molto approssimative. approssimative. Su uno stipendio di 1.500, 1.600 comunque un mantenimento equo si gira intorno ai 400. 400 €. Ovviamente senza le spese straordinarie, Certo, perché il Tribunale di Milano ha un protocollo molto rigido sulle molto spese rigido. straordinarie, sono indicate quelle da Da concordare, ecco, quelle da brava, non quella concordare, spese mediche private, spese mediche certo, col Servizio Sanitario Nazionale. certo. Ovviamente c'è tutto C'è uno tutto schema un che viene protocollo. inserito all'interno del ricorso e quelle sono extra normalmente. Certo, E invece nel mantenimento ordinario viene inserito vitto, alloggio del minore, i vestiti, perfetto. piuttosto che anche la mensa scolastica Anche è la mensa ricompresa scolastica. nel sì. Quindi Perfetto. diciamo che indicativamente poi ripeto è molto soggettivo Molto anche dare, soggettivo. bisogna vedere i documenti, Chiaramente il bisogna mantenimento va dato al coniuge che ha in gestione il minore, no, certo il quindi coniuge collocatario, è sì. questo chiaro. Però Allora ecco ultimamente brava. su Milano, non ancora insomma, non è ancora visto così di buon grado, però c'è la possibilità di avere il Ah, collocamento ah, ad entrambi i ah genitori. vedi? Sì, Quindi al al 50%. 50%. Quindi Okay. in quel caso ciascun genitore, ovviamente se i redditi sono più o meno simili, non E c'è un qui non c'è divario quella tra i 2 redditi, discrepanza? sì, in quel caso appunto si potrebbe fare una settimana e il genitore collocatario quella settimana, autonomamente gestisce il Gestisce il minore e minore. lo mantiene. A me è capitato. Sì, Mi è capitato anche Ah di sì, farlo, sì. Ah.
E quindi? Però in quel no, Sì, devo sì, dire è andata che è andata bene, è bene, sì, andata sì. bene. Però i genitori, ripeto, avevano dei redditi molto simili e Okay. tenevano il minore lo stesso periodo, Okay, perché è vedi. importante quello, Certo, che deve certo. essere proprio paritario, sui 30 Paritaria. giorni 15 e Certo. 15. E Fede, di solito, per esempio, un'altra cosa che mi è capitata, la ringrazio delle informazioni, intanto ragazzi, mi raccomando, intervenite, numero 0292947222, WhatsApp 340 670 9659, fateci domande che noi siamo qua per voi. La collega la signora di prima ci dice: "Con un fatturato di 28.000 € anno", scusate la domanda, beh lì insomma diventa difficile Troppo. snocciolare, Sì, no, è diventa difficile difficile, snocciolare. è Però il veramente tema è difficile. il mantenimento, viene ovviamente assegnato sulla base di quelli che sono gli stipendi, Sì. no, che sono E il tenore di le spese le anche, perché spese. ovviamente bisogna tenere in considerazione quelle che sono le spese della Perché famiglia. un'altra cosa importante, quando si fa la separazione non basta, bisogna produrre tutta la Adesso bisogna documentazione. produrre tutto. Cosa bisogna produrre, Federica, adesso? Allora, tutta la Senza andare, sì, senza andiamo andare, nel diciamo che il le nocciolo, cose che perché io ho notato più esatto. difficoltà a richiedere ai clienti, perché mi rendo conto che Eh. allora, soprattutto nella giudiziale, perché Sì. nella consensuale i coniugi possono anche rinunciare a Perfetto. Si depositare la può documentazione. soprassedere Sì. alla produzione Sì, documentale. si fa una sorta di disclosure dove Sì. si indicano quelli Sì. che sono i redditi, però rinunciando al deposito della Perfetto, documentazione, perfetto. mentre nella giudiziale No, assolutamente no. no, cambia tutto. E quindi in quel caso bisogna depositare le ultime 3 dichiarazioni redditi, gli Okay. estratti conto degli ultimi 3 anni, Estratti gli conto, estratti conto quindi degli di tutti sì, le banche che sì, avete. Adesso non è che assolutamente magari, però sì. immaginiamo una situazione complessa di multimilionario, Certo, cioè per certo. andare ai fatti di cronaca, cioè immaginiamo senza però il matrimonio Totti Blasi, immaginate quanta produzione documentale hanno Sì, dovuto fare, assolutamente cioè sì. Tutte le impressionante. proprietà immobiliari, macchine, tutto. In quel Certo. caso bisogna fornire ovviamente tutto, anche Perché perché quello? Perché evidentemente si prova il tenore si di prova il vita. tenore di vita e anche il tenore di vita che comunque la famiglia ha avuto in Certo, quest'ansia di matrimonio, certo, perché certo. comunque al figlio bisogna garantire Ecco, il medesimo importante, tenore di vita. importante, Ovvio, certo, se la situazione economica cambia dopo la separazione, per carità, di quello si tiene anche certo, conto. certo. Però ovviamente se un ragazzino è abituato ad avere un determinato tenore di vita, scuola privata, ovviamente quelli devono essere garantiti. Certo, Nei certo, nei limiti delle limiti del possibilità, ci consentito. mancherebbe Ecco, abbiamo detto, assolutamente. Fede, non so se l'avevi finito di dire, i tempi, avevamo detto nell'arco Ah di sì, qualche allora mese, t'ho dicevamo quindi interrotto. per la separazione son Sì, circa 6 mesi. 6 mesi, Sì, separazione e divorzio diventa 1 anno, 1 perché anno, appunto dalla separazione, prima di poter procedere col divorzio, devono decorrere questi 6 6 mesi. mesi, Quindi decorsi 6 mesi il giudice fissa già la seconda udienza per il divorzio. Tra l'altro sì, un'altra modifica importante della riforma Cartabia è che soprattutto le mh, consensuali non bisogna neanche più andare in tribunale, brava, quindi cioè viene fatto tutto cartolare, no, si cartolare, chiama, sì. sì. Contrattazione scritta, Quindi quindi praticamente depositi degli atti. depositi degli atti, poi vengono depositate delle note in Okay, sostituzione dell'udienza, okay. quindi anche per i coniugi che magari in quel momento Certo, vedere anche l'ex certo, certo. compagno, no, La evitano diciamo che anche questo devo dire, con tutte le cose noi siamo abbastanza critici, però questo devo dire che è stato sì, un assolutamente sì, sì, provvedimento sacrosanto, questo no. sì, Cioè io perché dico, se 2 son d'accordo, voglio dire, è anche perché comunque si andava in udienza, il giudice non si limitava a leggere quello che era certo, le condizioni del certo, ricorso certo. e a confermarlo, per E cui viene fatta traduzione scritta, quindi poi e c'è la sentenza, e c'è giusto? la Poi la sentenza, sentenza, quindi prima la sentenza di separazione certo. e poi la Poi sentenza di cosa divorzio. fai dopo, si converte da sola o devi fare tu un No, no, procedimento? devi fare Ah, viene fissata una seconda udienza, okay. poco prima dell'udienza devi depositare le note dove Ah. dici che vuoi Confermato, procedere confermato, che confermando non le hai cambiato condizioni idea, della separazione, sì, famoso e a quel punto il giudice procede con la sentenza di divorzio, quindi saranno 2 sentenze separate, una di separazione e una di divorzio. Cosa importante, molti giudici chiedono il certificato di matrimonio con l'iscrizione della separazione. giusto, giusto, No, giusto, allora provvede il comune, giusto. quantomeno Certo, dovrebbe provvedere il certo, comune, certo. però spesso e volentieri lo chiedono da Scusa che ti interrompo, è integrare. arrivata una Sì, domanda. Mi permetto, tenendo conto di mia figlia a 8 mesi, allora su questo noi, gentilissima Carmen, rispondiamo, ci scriva una mail, perché cioè queste diventano consulenze un sì, pochettino più più circostanziate. specifiche, sì. Noi non possiamo entrare troppo nel merito, diamo quello che è una prospettiva generale. Se ha bisogno c'è la mail che è l'avvocato risponde, non mi ricordo qual è, allora vediamo dov'è che la trovo, ma gliela saprò dire, dove lei potrà mandare una mail e ci scriva, o anche sui canali WhatsApp, anche sul mio canale praticamente di social TikTok, network, Instagram. TikTok, okay, lei ci scrive, poi eventualmente fissiamo, ecco, dicevo Fede,
tempi, quindi Quindi qualche 6 me mese, qualche invece sulla mese giudiziale la giudiziale segno insomma della croce. sì. Sì. Noi adesso Sì, ne abbiamo ne una abbiamo e una che sta siamo andando in avanti. ballo dal dicembre del 22. Dicembre 2022, Sì. perché è stata così, proviamo a riepilogarla, perché è stata così allungata la Allora, faccenda, diciamo perché che abbiamo il giudice allora, il giudice ha tentato di trovare un accordo, quindi da questo punto di vista abbiamo trovato un magistrato che ha fatto di tutto, perché sì, dobbiamo rendergliene atto, sì, ha fatto di tutto per provare a mettere certo, d'accordo i giudici. certo, Poi purtroppo il magistrato è cambiato sì. e Sì, quindi ci siamo scusa, trovati Fede, però io come dico sempre io, bisogna essere, oltre che al giudice bravo, ci vogliono essere anche gli avvocati che fanno certo, capire, ai loro perché noi, clienti, devo dire, non certo, perché siamo noi, ma in generale la mano è sempre tesa da parte nostra, cioè non è che se siamo gli avvocati vogliamo sempre litigare, la nostra anzi, mano è tesa, perché se possiamo evitare, anche l'interesse contro il vitale. nostro interesse, vuol dire che finiamo meno quel lavoro e possiamo prendere un altro cliente. Quindi, Certo. cioè, non è che vogliamo però E ci anche il de cliente e il soddisfatto, cliente perché comunque soddisfatto, ottiene evita di molto ecco, prima. brava. Però il tema è che bisogna essere in questo caso addirittura forse in 4, perché 2 avvocati, c'è il giudice, le Le controparti, parti, certo. deve andare tutto bene E purtroppo e non è spesso e spesso non volentieri, è così. diciamo che il più delle volte non va Non bene. va così. Ci sono dei casi in cui dall'altra parte trovi dei colleghi come noi che comunque Certo, vogliono trovare l'accordo e quindi vogliono fanno di tutto per, anche perché parliamoci chiaro, buon accordo vede il sacrificio di entrambe le parti. certo, Cioè comunque bravissimo. tutte e 2 devono fare un passettino Brava, indietro, brava, brava, purtroppo. brava. Nei limiti, adesso non dico che uno Però deve possiamo dire che anche lì l'abilità di una vostro consulente è anche quello di farvi ragionare, perché assolutamente. signori, cioè se si litiga, poi per l'amor di Dio, ci possono essere dei casi in cui veramente la colpa è solo di un coniuge, Vabbè però certo, abbiamo visto tante volte che non è sempre così, no. bisogna dirlo. Quindi, avere sempre la presunzione di voler avere ragione, di dire: "È colpa dell'altro", non è sempre così. Quindi anche far ragionare il cliente e magari dirgli: "Rifletti un po', se si può trovare un accordo prima, evitiamo di andare in causa, evitiamo che Son trascorra tempo", d'accordo. e quindi cioè è un po' la nostra prassi. Se invece magari c'è qualcosa di più grave, allora certo, Vabbè le certo, nostre no, lì è pretese giusto, aumentano, le pretese assolutamente sì. aumentano. Allora lì ci deve essere magari più l'altra parte che fa il segno di venire Di incontro venire e incontro, sì. riconoscerti quello che è. Però Qui diciamo che di base tutti e 2 un po' vanno incontro all'altro. Chi più, Assolutamente. chi meno in base alla Sicuramente, situazione, però deve sicuramente. venire da entrambe le Quindi parti. diciamo che il giudice adesso giustamente, Fede, ha un ruolo anche di mediazione, Di anche se parte mediazione, la sì, giudiziale, giusto? assolutamente sì. Anche perché, diciamolo, le giudiziali si possono consensualizzare. Ah, Quindi a volte si parte con una giudiziale anche perché magari dall'altra parte il ah, coniuge temporeggia, brava, non brava. risponde, latita, perché insomma Certo. non tutti Hanno hanno, così anche perché magari attitudine. qualcuno si vede ricevere la lettera e non se l'aspettava, Non se perché è l'aspettava. capitato anche quello. Quindi si può Certo. iniziare una giudiziale e poi si può consensualizzare. Sì, a noi recentemente abbiamo fatto giusto per raccontare, senza ovviamente molto generalmente affrontare il caso, a volte dico, non te l'aspettavi. Noi abbiamo detto, dentro di noi siamo incontrati, io e Federica abbiamo detto: "Ma è strano che non te Strano, l'aspettavi", sì. perché cioè nel senso che ovviamente adesso poi, è chiaro, ma con le nostre storie potremmo scrivere un libro, ma a volte, l'essere umano è un po' strano, perché evidentemente, io dico: "Ma se una coppia è in crisi, come fanno a non renderti conto che è in crisi?" Insomma, dei segnali arriveranno e come Arrivano. hai detto tu, per abitudine, per Sì, pigrizia, o perché per speri che si magari va la situazione avanti, si risolva. si va avanti, si va avanti. E quindi ecco, giusto Fede, m'hai dato un altro spunto per un'altra domanda. Qua abbiamo 3 sentenze. Quella più interessante, quella che a me sta a cuore, è sempre sul discorso della prole, no, dei minorenni, dei Sì, minori, che poi, come è successo anche a noi in un caso, da minorenne diventa maggiorenne nel corso della della separazione. separazione, sì. Cosa succede lì se, per esempio, stato dato un mantenimento, giustamente perché il ragazzo aveva 17 anni, giustamente poi per Sì, i tempi della nostra giustizia, che un divorzio dura anni, nel momento in cui sei in corso di divorzio il ragazzo compie 18, compie 19. 18, sì. Cosa succede in questo passaggio di Allora, tempo? qua è importante anche capire il ragazzo, nel senso che, finita le scuole superiori, ovviamente c'è il ragazzo che decide di proseguire gli studi e quindi in quel caso ovviamente il genitore continua a mantenere il figlio. Certo, Però anche in questo caso non è sufficiente essere iscritto all'università, certo. comunque bisogna dimostrare la volontà, fare esami, studiare. Produrre anche gli esami fatti, Produrre gli esami, poi per carità può succedere l'esame che non passi e lo certo, rifai, però certo. è importante anche quello. Quindi lo diciamo, non basta dire: "Io sono iscritto all'università e ci Giusto. rimango per 10 anni". No, 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 devo rimanere no, in no. corso, comunque devo dimostrare che sto facendo di Certo, tutto per certo, terminarla. certo. Oppure non voglio studiare e allora a quel punto mi metto sul mondo del lavoro. E anche lì, ovviamente non basta trovare un lavoro per far sì che il mantenimento venga Importante, meno, perché importante. comunque
Il lavoro deve essere stabile e Giusto, continuativo, perché giusto, comunque il minore deve avere un'autosufficienza economica giusto, stabile. giusto, giusto. Quindi il lavoretto di 3, 4, 5 mesi non è Certo. sufficiente ad E interrompere. se invece il ragazzo, mettiamo che scelga la strada di non studiare, che è più che Sì, legittimo, si metta nel mondo del lavoro, ma poi adduca il fatto, il coniuge che deve ovviamente, cacciare fuori l'assegno è un pochettino meno contento, e dice: "Ma io, in teoria non lo voglio più dare perché il ragazzo, praticamente, sembra lavativo, cioè non vuole lui lavorare." Lì cosa succede allora? in quel Cambia. caso allora assolutamente cambia. Eh, Diciamo che diventa più difficile anche per il giudice, perché in quel caso bisogna dimostrare che il ragazzo, nonostante abbia la possibilità di trovare un lavoro, certo, allora se veramente non lo trova, certo, perché il mondo del lavoro, purtroppo non ha posti di lavoro per lui, è un conto. Se invece, come abbiamo detto, il ragazzo è lavativo, comunque dice, magari va al lavoro, dopo 2 giorni rimane a casa perché non vuole svegliarsi alle 6 della mattina, a certo. quel punto ovviamente Eh. il mantenimento non è Non dovuto. è dovuto No. assolutamente. Cioè Quindi il questa è l'analisi che deve fare il giudice, che rispetto a prima è modificata, adesso sì. viene fatta in maniera rigorosa. Cioè Assolutamente il sì. E forse giudice anche più più difficile, perché comunque difficile serve più documentazione, va approvato, va documentazione qua questa sentenza, in poche parole in altre parole, non è sufficiente che il figlio sia occupabile, sì, occorre che vi siano concrete opportunità di di lavoro. lavoro, Che cosa vuol dire, Fede, questa frasetta qua? Proviamo a allora, spiegarla. concrete opportunità di lavoro, come dicevamo, ovviamente il ragazzo, in base agli studi che ha fatto, in base a quella che è la sua competenza, Skills. si mette nel mondo del lavoro. Certo, Però ovviamente deve dimostrare anche certo, lui che fa i colloqui, certo, che magari inizia anche a lavorare, poi per questioni non legate a lui, magari chiaro. non viene rinnovato, E perché allora a comunque quel punto sì, allora a quel allora a quel punto lui punto sì, dimostra certo, che comunque lui ha fatto di tutto per rendersi autonomo economicamente e non è stato in grado perché le opportunità di lavoro non c'erano. certo. Oppure il caso che purtroppo sta Capitato, capitando a noi, certo, del figlio che giustifica dicendo: ma io il lavoro lo cerco e non lo trovo", quando in realtà sappiamo benissimo che non è che così, anche che non messo è così. davanti all'opportunità lavorativa si è tirato indietro perché non è il lavoro che voleva lui, perché E questo in questo caso, lascia un attimo uno spunto perché è interessante secondo me dire anche cioè questa cosa nostra di magari voler eccepire il fatto e dire che il mantenimento non ha più senso darlo, sembrerebbe una violenza al minore, invece al ragazzo, invece è un favore che gli stiamo facendo, perché evidentemente cioè probabilmente lui lo apprezzerà più avanti, ma una persona non può non trovare lavoro volutamente, cioè il fatto di, vietare l'assegno del mantenimento potrebbe dire voler non bene al ragazzo, invece credo no. che, sia È un l'opposto. modo per Però son responsabilizzarlo, anche responsabiliz perché nella vita prima o poi, non sono i 20 anni, i 25, i 30, però certo, devi necessariamente staccarti dal genitore, certo, perché non certo, è neanche pensabile che il genitore ti mantenga per tutta la vita. assolutamente Quindi no. comunque anche il negare il mantenimento, in situazioni come queste Certo, diciamo, certo, rende più responsabile il ragazzo, certo. o perlomeno dovrebbe Dovrebbe renderlo rendere più più responsabile. responsabile. Poi purtroppo non è detto che sia così, perché può Vorrei, capitare. Fede, commentare con te anche quest'altra sentenza, abbiamo scagliato 2 o 3 molto interessanti, sul discorso, delle spese condominiali. Questa è buffa, cioè buffa nel senso che è curiosa. Cioè, qualora, la casa venga assegnata a un coniuge, ma ovviamente in questo caso non è di proprietà della persona che viene assegnata, è proprietà dell'altro coniuge. Quindi il proprietario della casa cioè, dopo la separazione concede all'altro coniuge di abitare la casa, Rimanere a vivere perché con magari coi aspetta c'è il figli, minore. certo. Chi deve pagare 'ste spese condominiali? Allora, le spese condominiali ordinarie Brava. sono a carico dell'assegnatario, Okay, mentre le spese condominiali straordinarie rimangono a certo, carico del proprietario. Il vero problema cos'è? Che l'amministratore di condominio ha un okay. unico Referente, referente che è il proprietario. giusto. Quindi ovviamente se le Di spese non vengono pagate, vengono richieste al proprietario che poi si può legittimamente certo, rivalere nei sì, confronti certo, dell'assegnatario. certo, certo. Però diciamo che è lui che comunque riceve la diffida Capite? dall'amministratore Quindi è perché un po' una beffa questa, perché cioè sì. potrebbe essere perché tu ripeto, tu sei titolare della casa, la tua casa va alla coniuge, anche giustamente perché ha il minore, ma tu devi anche accertarti che la coniuge poi paga le spese condominiali, perché se non le paga Comunque rischi tu. rischi tu. Il vero problema cos'è? Che Cioè il decreto molto ingiuntivo ti spesso arriva a te. certo, Okay, ancora anche più perché semplicemente. magari la comunicazione viene mandata Okay. Quanto? Ah, okay. Allora, direi che facciamo ci han detto il regista che possiamo far la pausa, entriamo in pausa adesso, musica a stacchetto e poi recuperiamo. Ciao.
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. My waves get lost in the ocean. 7 billion swimmers, man, I'm going through the motions. Sent up a flare, I need love and devotion. Traded for some faces that I'll never know, notion. Maybe I should try to find the old me. Take me to the places and the people that know me. Trying to just connect, thinking maybe you could show me. There's so many people here, then why am I so lonely? Can I get a connection? Can I get a connection? Good friends, hard to find, let's face it. Buy the perfect home when there's a flood in the basement. Made a couple dollars now and I ain't trying to chase it. Kids from Oklahoma, man, we don't waste it. I'm just trying to paint the picture for me. Something I could give a damn about in maybe 40 years. And I've been ready and willing and able to edit the story. Cause there's so many people here to be so damn lonely. Can I get a connection? Can I get a connection? Can I get a connection? I can see it in my reflection. Oh, can I get a connection? Can I get a connection? Right now, I'm switching to a new lane. Foot to the floor, man, searching for the real thing. Need somebody else, sometimes ain't no shame. Head to the clouds, ain't. It's like, can I get a connection? 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 I can see it in my reflection. Oh, can I get a connection? Can I get a connection? Trying to find the old me. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Eccoci, bentrovati. Abbiamo fatto lo stacchetto, ci siamo un po' riposati. E, mi raccomando, vi diamo ancora i numeri di telefono 02 se volete chiamarci, anche le domande che esulano dall'argomento di oggi. Volevo dirvi, adesso noi stiamo parlando di separazione e divorzio, però siamo anche a disposizione vostra qualora abbiate delle domande su altri argomenti, sempre in ambito legale, legislativo, giudiziario, insomma qualsiasi altra curiosità che avete. Allora, il fisso è 0292947222, WhatsApp 340 670 9659, ci sono in sovraimpressione se ci state seguendo in streaming anche i numeri. Sono qui questa sera con l'avvocato Federica Vianello a parlare di separazione, divorzi, diritto di famiglia, chi più ne ha più ne metta. Abbiamo affrontato nella prima parte un discorso molto generale sulla separazione, sul divorzio, sulla possibilità di fare il procedimento insieme con la riforma Cartabia che è stato introdotto, la possibilità appunto di farsi assistere anche da uno stesso avvocato in fase di separazione, di fare una separazione consensuale oppure di scegliere quella più onerosa sia in termini di costi, e poi ne parleremo più o meno, sia in termini di sofferenze, perché la separazione, è inutile negarlo, crea sofferenza a tutti. E poi stavamo parlando del discorso dell'assegno di mantenimento ai figli minori che poi diventano maggiori, con un orientamento del tribunale che è diventato molto più stringente nel concedere un assegno di mantenimento che prima probabilmente veniva assegnato un pochettino più facilmente, diciamo, usiamo questa parola anche se non tecnica. Nella seconda parte volevamo affrontare ancora sempre trattando del tema un po' di questioni importanti. Uno, vorrei che l'avvocato Vianello spiegasse a tutti voi
perché non è così scontato, dico sempre io. Noi siamo avvocati, certe parole sembrano che siano scontate, non è così. Cosa vuol dire addebito da separazione? Cos'è questo benedetto addebito da separazione che anche lì per la cronaca ormai è diventato di dominio pubblico? Ogni giorno si parla di addebito. Cos'è? Allora, sostanzialmente uno dei 2 coniugi o entrambi i coniugi, perché Sì. può capitare soprattutto nella separazione giudiziale che entrambi i coniugi cerchino di addebitare all'altro la separazione. Allora, diciamo che l'addebito è quando vengono meno da parte di uno dei 2 coniugi i doveri gli obblighi di fedeltà, gli obblighi, diciamo quelli che sono i doveri matrimoniali. Sostanzialmente. Però non è sufficiente dire mi ha tradito e quindi la separazione è addebitabile a lui, perché ovviamente un semplice tradimento non rende addebitabile una separazione, bisogna dimostrare che la causa unica della separazione è stato il tradimento o comunque i vari tradimenti tenuti Cioè, riformuliamola dicendo, una coppia che ormai è decotta e che è alla fine del percorso e che a sua volta si trova oggetto di un tradimento, può essere un tradimento che non determina la fine del matrimonio, come spesso accade, perché il tradimento va contestualizzato nel momento storico in cui avviene. Uno quello, e poi devi dimostrare, cosa molto difficile, il nesso di causalità tra il tradimento e la fine del matrimonio, perché quello è fondamentale per poter richiedere, provare ed ottenere l'addebito. E come si fa a provare? Io rido perché come si fa a provare questa fine del matrimonio, cara Federica Vianello? Allora, diciamo che in caso di tradimento, che è quello più, diciamo, più all'ordine del giorno, più gettonato, ci sono le famose indagini investigative. Eccole là, siamo arrivati al punto nevralgico della trasmissione. Indagini investigative che ovviamente, oltre ad avere un costo non indifferente, lo sappiamo tutti, quindi non tutti possono permettersi, devono essere tempestive. Brava, esatto. Perché devono essere fatte inizialmente quando il coniuge è al sospetto, magari anche prima che il matrimonio finisca, quello sarebbe l'ideale, o comunque quando uno dei 2 coniugi sente puzza di bruciato. E quindi capisce che c'è qualcosa che non va, capisce che allora a quel punto si rivolge a un investigatore e ovviamente anche lì il periodo, secondo me, deve essere un periodo, non una settimana di indagini. Dovrebbe essere un periodo un pochino più lungo. Mi rendo conto che c'è il limite del costo. Assolutamente. Perché comunque un investigatore privato... Ti interrompo un attimo che è arrivata una domanda su TikTok interessante. Buonasera, si può concedere il divorzio solo a patto che il coniuge saldi gli assegni non versati? Gli assegni di mantenimento? Gli assegni di mantenimento, credo di sì. Allora, diciamo che gli assegni di mantenimento, secondo me, non bisogna aspettare il divorzio, nel senso che ci sono degli strumenti che ti permettono di andare a prenderteli. Giusto. Ma addirittura... Brava. Si può pretendere che sia il datore di lavoro a versare direttamente l'assegno di mantenimento. Cioè si può fare una azione nei confronti... Sì, ma una semplice raccomandata. Ah sì? Adesso è molto più questo semplice. non lo sapevo. Sì, una semplice raccomandata dove si dice al datore di lavoro che ovviamente se la controparte, se il marito lavora è in regola, perché purtroppo tante volte si scopre che poi non è così. Però se il marito è in regola, lavora, ha comunque un reddito che permette il pagamento diretto da parte del datore di lavoro, assolutamente. E lui deve ottemperare? Assolutamente sì. Ok, se non ottempera, in teoria potrebbe essere oggetto di azione. Si può anche pignorare. Si può anche pignorare. Lo stipendio. Però ovviamente il pignoramento, come tutte le azioni, ha dei costi. Mentre la raccomandata, pur avendo dei costi, però ovviamente è un costo più contenuto. Abbiamo risposto, torniamo allora prima sulla Fede. Possiamo dire più o meno il costo, poi lo posso dire magari io, di una investigazione. Ragazzi, qui va dai 300-400 euro al giorno. Più o meno i prezzi sono questi. Poi più si aumenta la sofisticatezza delle indagini, è chiaro che del tipo se si mette anche una spia dentro la macchina della persona, dipende che tipo di investigatore. Il classico report fotografico, che è quello che va per la maggiore, ovvero il fotografo, l'investigatore segue il coniuge e lo fotografa. Magari entra nell'appartamento di un altro, hanno un costo diverso rispetto a quelle più invasive, dove c'è magari anche un discorso di intercettazione, può essere ambientale, qui localizzatore della macchina e per vedere dove va. Quindi signori, è una cosa che costa, e per questo che giustamente, come ha detto l'avvocato Vianello, diciamo, evitate di fare cose così, di partire per la tangente e farle. Non ha neanche senso. Sentite l'avvocato che dovrà dirvi quello che ha detto l'avvocato Vianello, ovvero le facciamo se vale la pena farle, se sono tempestive e se veramente
il tradimento è la causa scatenante della separazione. Bravissimo. Perché se, come dicevi tu, il matrimonio è finito da anni e c'è un tradimento alla fine, sicuramente l'addebito è difficile da È dimostrare. difficile da dimostrare, anche se l'altra aveva un altro e anche se l'altra, la coniuge magari ha abbandonato casa, perché in quel caso il matrimonio era già terminato. Cioè, se la controparte, come spesso accade quando gli viene portata le immagini, lui è in grado di provare che viceversa il matrimonio era finito, come può provarlo? Semplicemente anche con dei messaggi che ha intercettato magari sul cellulare del marito, che ha visto che un'altra le scriveva, o che magari lei sapeva che lui aveva un'altra. Quindi, oppure quando magari capita che il marito si fa anche beccare, si fa anche beccare, da amici comuni che ovviamente succede anche questo. Fanno foto o comunque avvisano l'altro coniuge, perché purtroppo Ma può succedere. perché poi una cosa mi viene da dire, questa è una voglia di avvocato, ma perché poi spesso quando uno esce con un amante la porta nello stesso posto in cui è nato con la moglie? Ma Non sapete lo so. che è una di quelle robe che capita più spesso al mondo? Cioè, non so se voi l'avete già sentita, ma non è una leggenda metropolitana, No. è la verità. Sì, Cioè, so. proprio, ma dico, ma uno, se vuoi farla, io cioè, non è che sono anzi, contrariamente cioè, proprio sono per la schiettezza, però almeno porta in un altro posto. E invece capita spesse volte, anche a noi è capitato, che è stato beccato nello stesso posto dove portava la moglie. Portava la moglie, dove tra l'altro tutti li conoscevano, dove andavano da anni, il posto delle vacanze della famiglia. È incredibile, è incredibile come a volte. Allora, la domanda è un'altra domanda. La domanda era: posso non concedere il divorzio se non vengono saldati il mantenimento e il 50%? Il 50% delle spese straordinarie. Spese straordinarie, non è molto chiara la Non domanda, è non è chiarissima. Diciamo che allora un conto è il divorzio congiunto, Brava. un conto è ovviamente il divorzio quello giudiziale. Perché in quel caso se l'altro comunque vuole il divorzio, Certo. va in giudizio. Certo. Però diciamo che può essere la base, diciamo, per un accordo, ma la mia domanda è: poi continuerà a pagare? Perché magari salda il pregresso. Ecco. Quello è possibile, per carità. Ecco. Però poi bisogna essere sicuri Certo. che continui a Certo. pagare anche un eventuale assegno divorzile se verrà previsto Certo. in sede di divorzio. Quindi, signori, è inutile negarlo, l'addebito è un po' quello che determina le sorti economiche della causa, perché evidentemente se si riesce a portare a casa l'addebito, specialmente su patrimoni ingenti, evidentemente c'è materiale per poter alzare il valore sia del mantenimento e tutto. Tra l'altro anche a livello processuale è importante dire che se viene riconosciuto l'addebito, le spese legali sono a carico del soggetto a cui viene riconosciuto. Quindi soprattutto nelle separazioni giudiziali che hanno ti paghi dei la costi, causa. sì. Quindi anche questo, però ovviamente se non lo riconoscono magari rischi tu di dover pagare le spese, per cui è veramente opportuno prima di fare una domanda di addebito studiarla bene, capire bene se i presupposti ci sono e certo. Insomma, non è così semplice. Perché poi l'altra domanda che ci arriva tanto è: ma quanto costa? Allora lì quanto costa il divorzio? Ecco, non dobbiamo snocciolare i numeri, non lo facciamo. Costa come sempre, perché un professionista costa, ma è relativo, dipende dal valore del patrimonio, dipende dagli accordi, dipende dalla prole, dai minori, dalle case. C'è una serie di elementi che fanno alzare anche il compenso da parte degli avvocati, che è incredibile. Quindi potervi dire quanto costa non siamo in grado, non mi sembra neanche giusto dirlo, però diciamo così è un'analisi che va fatta molto attentamente su quello che è ovviamente il patrimonio in questione. Se c'è un addebito, se ci sono delle indagini, insomma tante cose. Ecco. Sono soldi che ovviamente sono importanti, però in una causa di questo tipo evidentemente bisogna farsi assistere al meglio, quindi insomma soprattutto nelle giudiziali. Soprattutto nei giudiziari. Sono molto più complessi. Un'altra Fede che abbiamo visto insieme, sentenza molto particolare, era quella dei coniugi, ovvero del fatto che ormai l'orientamento dei giudici, che davvero non è che si sbizzarriscono, ma veramente vanno anche a fondo, a volte in modo penetrante su quello che sono veramente i problemi, è il famoso riconoscimento al coniuge che decide di non lavorare, magari in sede di matrimonio, per stare vicino al marito che lavora, qualora poi ci si separi, insomma questo sacrificio che ha fatto uno dei due coniugi deve essere in qualche maniera ripagato, riconosciuto. Mi viene in mente un esempio, anzi vorrei che lo facessi tu, l'esempio che spiega quanto ho detto, perché non è così banale, anche per chi ci ascolta. Facciamo un esempio concreto di quello che potrebbe essere questo che ho appena detto. Allora, il caso diciamo più classico, comunque il
il marito che riceve una proposta di lavoro all'estero, una proposta di lavoro che ovviamente prevede un incremento dello stipendio notevole, consistente. Bisogna considerare anche quello, comunque il sacrificio deve comportare Certo. che uno dei due, quindi quello che non fa il sacrificio, ovviamente debba avere un riconoscimento economico. L'altro coniuge può decidere o di seguirlo e quindi di lasciare il lavoro che aveva, magari aveva anche una professione, un lavoro che gli piaceva, per seguire il marito all'estero e per curare i figli, perché comunque spesso e volentieri quando vai all'estero non hai aiuti, non hai nonni, se hai figli minori poi soprattutto. Se hai figli minori comunque devi inserirli non a scuola. È facile, poi decide se trasferisci o no. Prima cosa, allora mi seguo o no il marito, sì, giusto, è la prima cosa. Quella è la prima scelta condivisa e ovviamente deve essere una scelta condivisa. Certo. Cioè moglie e marito si siedono a tavolino, ne parlano e decidono di. Quindi se la moglie lo segue potrebbe abbandonare il lavoro per seguire il marito e non è detto che nel posto in cui vanno lei riesca a trovare il lavoro che aveva prima, oppure magari decide proprio per quello di rimanere, decide di rimanere. Oppure decide di rimanere in Italia. Ecco, infatti, decide di rimanere in Italia. Il marito parte all'estero, avete capito? E la moglie decide, no, senti, non me la sento, sto con i ragazzi, sono a scuola, hanno 5-6 anni, 7 anni, magari anche 10, in cui l'età in cui non voglio che cambino le amicizie, e sta qua. Cosa succede poi? In questo caso bisogna vedere, perché se sta qui potrebbe anche comportare per lei, come dicevamo prima, un cambio di lavoro, perché comunque magari un conto è gestire dei figli in due, un conto è gestirli da sola, un sacrificio maggiore. Certo, potrebbe anche banalmente decidere di passare da un full time a un part time con una riduzione di stipendio. Anche in questo caso, ovviamente, in ipotesi di separazione, bisognerà riconoscere il sacrificio alla moglie. Ovviamente, ripeto, scelta condivisa, scelta concordata e finalizzata a far ottenere all'altra parte, perché potrebbe essere anche il contrario, che sia il marito a sacrificarsi per far carriera alla moglie. Questo è importante. Avete capito che passaggio hanno fatto i giudici, no? Che è giusto secondo me, perché in generale questo può accadere ovviamente anche a parti invertite, è più frequente che magari sia il marito, ma ci sono ormai le donne, le donne ormai sono ovviamente emancipate e donne in carriera sono spesse volte che su matrimoni guadagnano più le donne che gli uomini, quindi noi abbiamo fatto il classico esempio di magari 30 anni fa, adesso magari adesso potrebbe in essere generale, qualunque esso sia il sesso del genitore che decide di fare questo, c'è questa possibilità che diventa importante poi. Ovviamente è difficile come tutte le cose, perché bisogna dimostrare l'accordo. Vabbè, il lato economico è facile, buste paga, però diciamo che l'accordo è più difficile però diciamo, potrebbe anche essere utile eventualmente un'escursione di testimoni, magari che qualcuno ha assistito, qualche amico, qualche conoscente, il datore di lavoro che magari prova che gli hai offerto il lavoro e tu il datore di lavoro della moglie che magari al quale la moglie ha comunicato devo lasciare il lavoro perché mio marito va all'estero, perché devo accudire i figli, insomma, quello di sicuro. Però diciamo che questo sacrificio, se dimostrato, le deve essere riconosciuto nel momento in cui viene quantificato il mantenimento per la moglie, ovviamente. C'è stato anche un matrimonio che ha saltato di calciatori, analogo, vi ricorderete, no, adesso non so se sono separati, ma si sono un po' divisi, il calciatore Morata con la ragazza, lui con la Campello, lui ha cambiato squadra per l'ennesima volta, e pare, da quello che si sente, lei non l'abbia voluto seguire, ma sapete, anche letta così diventa difficile da capire, non l'ha voluto seguire per quale ragione? Ci sono delle motivazioni che, però ecco un po' un esempio che abbiamo fatto prima, molto famosi, 2, 3 o 4 bambini, i bambini lei non voleva più seguirlo e il matrimonio termina. Adesso ci sarà credo una querela proprio per dimostrare questo. Chi ha diritto chi è stato danneggiato? Lui non si sa, è un bel problema. Diciamo che loro partono bene, perché hanno entrambi degli ottimi redditi, perché io penso che anche lei col lavoro che fa comunque fortunatamente diciamo che sono persone che economicamente non hanno però anche lì Federica, per essere anche lì molto sinceri con i nostri amici, cioè a volte, ed è la verità in tutte le cose, quando magari tu ti aspetti che ci sia più tra virgolette volontà di trovare accordi perché ci sono talmente soldi, è proprio il contrario a volte, nel senso. Guarda, c'è una coppia famosissima che preferisco non citare, che è nota alle cronache in questo periodo, che si sta facendo una guerra proprio per i soldi, e diciamo che i soldi non gli mancano. Io matrimonio perché diventa una routine. Sì, la routine è un po' di anche un po' più frivoli. Ma certo che diventa una routine, è normale, però bisogna capire quando è una routine che poi degenera in non lo sopporto più. Ma poi voglio dire, ragazzi, cioè adesso io dico, ma uno che si sposa, no? Cioè è chiaro che prendi il pacchetto per quello che è. Cioè, poi attenzione, bisogna capire una cosa. Allora, o c'è un tradimento e allora il pacchetto che ho appena detto viene esulato, perché tu hai
creduto che ci fosse quel pacchetto, poi quello ti tradisce, chiaro. Quindi ovviamente Ma se ti lamenti perché quello fa tardi la sera, perché russa, ma il pacchetto era quello, sapevi anche prima. Ma anche perché era così anche prima, non è che... Esatto, cioè voglio dire, tornando al fatto di cronaca, se i signori Campello, Morata e il calciatore, cioè non è che tu hai sposato un postino, cioè tu hai sposato un calciatore, no? Che guadagnava e guadagna milioni di euro. Che cosa pensi che faccia il calciatore? Che rimanga nella stessa squadra per tutta la vita? Cioè è finito il tempo di Maldini, ormai i calciatori cambiano squadra, le mogli devono seguirli. O comunque possono anche rimanere, ma devono capire se il calciatore accetta un'offerta di una squadra, perché non è che l'accetta, credo. Diciamo la coppia Beckham è la Vittoria, sì. Lei, nonostante no, devo dire però lei l'ha sempre seguito. Devo dire che, ecco Fede, parliamo un po' di cronaca rosa, non ci piace. Io tra l'altro l'ho visto tutto quello su... Sì, eh? Vedi? Sì, merita. Devo dire che, ecco, io credo che allora Beckham innanzitutto lo vidi anche a Milano, quando lui ha giocato a Milano nelle poche volte che si è fatto vedere, è una di quelle coppie che all'inizio aveva creato più scandalo del tipo chissà quanto durerà poco il matrimonio, e invece si sono dimostrati in assoluto, posso dirlo, forse una delle coppie della storia, perché cioè fra tutti e due. Allora, lei forse adesso un po' meno, ma al momento era una delle attrici dei cantanti. Cioè, guarda che anche adesso comunque ha una linea di abbigliamento, una linea di make-up. Sì. Loro non è più come era quando faceva parte delle e lui, anche lui, da calciatore, io sono un po' amante del calcio e so, anche lui si diceva chissà quando arriva a Milano, chissà. A Milano, quando ha giocato nel Milan, ha giocato 2 o 3 anni, forse si è visto in giro 2 volte. Nei locali non andava, faceva allenamento. Poi probabilmente, mi dispiace dirlo, ma anche loro avranno accettato magari qualche... Brava, ma questo è anche, vabbè, ma ragazzi, ma però è il pacchetto quello che dicevo prima, cioè non è che ti sei sposata la massaia che no, hai sposato Victoria, come si chiama? Victoria Beck, no, Victoria... Non siamo Vittoria, come si chiama? Dai, su dite. Ditecelo. Victoria Adams. No. Vabbè, insomma, Adams non è Spice Girl, no lei? Spice Girl. Vedete, noi parliamo anche di questo, cioè io l'avvocato viene oltre Adams, a fare... Ci confermano Adams. Vittoria Adams, infatti c'è Vittoria Adams, che però io avevo paura a dire Adams perché mi veniva la famiglia Adams. Invece no, Vittoria Adams, che era nelle famose Spice Girl, erano pazzi di lei tutti, quando e si è sposata con questo qua che era una divinità. Penso che abbiano anche insignito della carica di Lord. Sì, a Regina. A Regina. Sì, quindi questo per dire che, come sempre accade nella vita, cioè non è che tutto quello che è scontato poi è scontato, cioè loro è proprio l'esempio, e viceversa magari ci sono coppie che decidono di separarsi con magari patrimoni bassissimi a 70 anni, alcuni. Ultimamente io ne sto vedendo tanti che dopo 20, 30, 35 anni di matrimonio, con i figli grandi, probabilmente aspettano che il figlio cresca e che quindi lo rendono autonomi, e poi si rendono conto che comunque però a me spiace terribilmente, e tutte e due peggio, quando vengono da noi che magari hanno 65-70 anni che si vogliono separare, davvero credo che cioè io personalmente non sono nel mood, e forse anche Federica ce lo dirà, se io tendo a magari a uscire da vicende così, perché non vorrei che si separasse a quell'età, perché davvero dopo tanti anni è più, però vedete che i tempi sono cambiati. Prima in quegli ambienti secondo me c'è un giro di corna mai visto, però nulla è per sempre. Sì, è vero. No, quello di sicuro, ma secondo me è reciproco, lei a lui e lui a lei. Come ho detto, e questo è importante poi per l'addebito, torniamo all'aspetto, mi piace confrontare un po' quello che è l'aspetto, cioè il tradimento ha un effetto anche giuridico diverso, e Federica, chiediamo se dico la verità o no, cioè del tipo che se tu trovi il tuo coniuge e lo becchi in piena fragranza di tradimento, ovvero nel locale dove andava con te, in pubblico, e hai le prove di questo, in sede giudiziale ha un valore per un risarcimento molto superiore rispetto a quello se lui ti ha tradito, magari con più pudore, certo, ok? Senza che abbia leso la tua immagine, perché lì c'è poi anche il risarcimento che tu puoi chiedere poi dopo il matrimonio, che è quello che noi abbiamo visto già in altre cose. Capite cosa voglio dire? Il tradimento è sempre tradimento, ma ha pesi differenti, perché se tu tradisci e stai attento, tra virgolette, e non ledi soprattutto l'onore dell'altra coniuge, in sede processuale te la puoi cavare con meno. Quindi, cioè,
E anche lì corna ci sono, però anche lì è diverso. Un conto se esci fuori e ti fai vedere, un conto se, tra virgolette, non lo fai, insomma. Certo, Quindi secondo me voi fate anche dei psicologi, ecco, voi fate anche da psicologi, vi meritate una parcella. Saul, allora, Sì. allora, però non è così sbagliato quello che ho detto, È perché vero, in questi casi soprattutto in casi come questi, dove comunque il lato umano viene fuori molto di più rispetto magari a una questione sì, prettamente sì, economica, sì. piuttosto che qui prima di tutto c'è la persona. Sì, devo dire che su questo l'avvocato Vianello è bravissima, cioè io sono un pochettino più meno paziente, lei devo dire che è molto brava, cioè onestamente ha un modo di approcciarsi, un approccio molto umano, che secondo me è fondamentale, perché poi anche davanti al giudice, secondo me mostrare che No, quello sì, però posso dirti è importante avere anche dall'altra parte la persona molto più razionale e più pratico. certo, Cioè, motivo per cui a volte anche essere in 2 comunque comporta un lavoro migliore, certo, quello di certo, sicuro. certo. Ecco, poi volevo dire, ecco, lei è donna, sì, vabbè, no, certo, però è anche questione di È caratteriale, carattere, perché sì, ci sono è certe carattere. donne anche che fanno separazione Certo. divorzi che No, noi ne abbiamo noi ne conosciuta abbiamo una, conosciute tante che sono ecco, mamma scusa, mia. Fede, invece sul discorso sempre minori o figli, cosa possiamo dire ancora sul discorso sempre dell'assegno di mantenimento? Per esempio del figlio maggiorenne che magari compie anche dei reati, non so, è capitato una cosa di questo tipo Purtroppo è anche. capitato di figli maggiorenni che non solo compiono reati, ma vengono coperti dal genitore. Brava, E quella è la cosa ancora più grave, brava, perché lì non brava. solo tuo figlio è sulla cattiva strada, ma tu non fai niente per aiutarlo, per fargli Certo, capire, per responsabilizzarlo e addirittura ometti di certo, fornire tutte le informazioni alla madre, certo, negando il diritto della madre di essere a conoscenza, nascondendoti, diciamo, dietro la maggiore età del figlio, assolutamente. il padre, perché ci è Sì, capitato che sì. il padre ci dicesse: "È maggiorenne, se vuole glielo dice la madre". No, però non è così. No, Non è soprattutto sì, perché va bene la separazione, ma tu non smetti mai di essere genitore, assolutamente. nonostante una separazione. Quindi penso che per il bene del figlio, minore o maggiore che sia, Certo. i genitori Giusto, devono comunque continuare a collaborare. Poi tra di giusto, loro possono anche odiarsi, giusto, per giusto. carità. Però insomma se c'è Gli di mezzo un interessi del figlio minore sempre, ma anche sono al primo maggiore poi, po perché poi sì, gli comunque interessi se del figlio. del figlio devono essere messi davanti all'interesse del genitore. Certo, Anche perché il certo, genitore, vabbè, superato il trauma della separazione, è una questione prettamente economica, parliamoci certo, chiaro. certo. Il figlio invece no. Il figlio no, il figlio Cioè no. il figlio è una questione economica perché comunque deve essere mantenuto, Certo, però comunque tu hai certo. un obbligo e una responsabilità morale anche nei Morale, confronti di tuo figlio, non solo morale, economica. morale, Che morale. quello secondo me molte volte viene messo in secondo piano quando c'è attrito tra i genitori, soprattutto quando l'attrito riguarda la parte economica, spesso i figli vengono messi in secondo piano e Certo, questa è la cosa è la peggiore. cosa peggiore. Ecco Fede, sul discorso sempre, del mantenimento, no, torniamo ancora al fatto se lui non ottempera il versamento, quali sono le mosse che possono essere fatte? Cioè, del tipo, il giudice assegna, come capita, anche in corso di giudizio, un assegno all'altro coniuge. Lui inizialmente paga e poi non paga. E poi non pagano. E Qui ci sono che sia tipo azioni civili che ecco, azioni penali. ecco, ecco, Azioni ecco. civili, come dicevamo Sì, prima, sì, ovviamente la prima cosa da fare è notificare la sì, sentenza, notificare quello che si chiama atto di atto di precetto, precetto. che non è altro che un atto dove vengono riepilogati i canoni, gli Non assegni di pagati. mantenimento non pagati, gli si dà un termine per procedere Certo, al pagamento. Se certo, non si paga, le strade, come dicevamo, potrebbe essere un'esecuzione, quindi certo, pignoramento di conto corrente, pignoramento della macchina, insomma varie certo. esecuzioni, oppure quello che dicevamo prima, il pagamento direttamente a carico del datore di lavoro se l'altro coniuge è in regola. È in regola, è in regola. Spesso e volentieri capita che l'altro coniuge, quindi quello che deve pagare l'assegno di mantenimento, non sia in regola e lì Ecco, purtroppo è molto difficile perché l'unica azione possibile è l'azione penale. ecco, che è un po' drastica, È un po' drastica, ma soprattutto pro e contro, perché certo, comunque un certo, procedimento penale certo, ovviamente inibisce al marito di certo. trovare un lavoro, Ecco, vedi. perché comunque Lo si va a mettere un po' in croce, lo si mette in croce, però a volte è quello che serve per spronarlo, Certo. perché se dall'altra parte hai uno che magari lavora, ma volutamente lavora in nero, Certo, certo. anche perché spesso e volentieri il carabiniere o il Sì, poliziotto che riceve la che denuncia lo chiama. lo chiama, sì. Quindi magari Sì, prima di diciamo che mandarlo in una denuncia procura poi portata in questo momento, soprattutto su Milano, Fede, che finito? Okay, mi dicono che siamo agli sgoccioli, quindi allora ragazzi, la puntata tanto ve la potete rivedere in streaming. Noi vi salutiamo, Federica è stata bravissima, la ringrazio, Grazie tornerà mille, ancora da grazie a noi, te. grazie per averci seguito, scriveteci ai numeri che vedete, potete vedere la puntata quando volete anche a casa. Buona Grazie mille, serata. buona serata. Ciao. Avete ascoltato L'Avvocato risponde.